Benvenuto, il mio nome è Alessio Veneziano e grazie per unirti in questa sessione di tracciamento somatico, un esercizio per il dolore cervicale. Per iniziare, mettiti in una posizione comoda. Puoi stare sdraiato, puoi stare sopra una poltrona reclinabile, sul letto, seduto sul pavimento, su una sedia o su un cuscino. Qualsiasi cosa sia più comoda per te. Ora andiamo avanti e chiudi gli occhi e rallenta il tuo respiro. Respira un paio di volte solo per concentrarti. Concentrati sulla respirazione nella parte della pancia, ai suoi lati o al suo posteriore. 360 gradi tutto intorno. Ricorda che rallentare il respiro e concentrarti su di esso, come stai facendo adesso, è un buon modo per radicarti e ricordare al tuo cervello di rilasciare sostanze chimiche rilassanti. Voglio farti vedere se riesci a portare l'attenzione sulle sensazioni fisiche dominanti del tuo corpo, che sia tensione o dolore. Dove quelle sensazioni di tensione o dolore potrebbero essere nel tuo collo, nelle tue spalle, nella zona delle tue scapole o magari nella zona della testa o dunque o dovunque tu ne percepisci di più. In questo momento lascia che la tua attenzione vada là, dove quella sensazione si stabilisce di più. Una volta trovata, focalizzati su quella parte del corpo. Va bene se provi quella sensazione in più punti del corpo, scegli solo quella che è più forte. Ora voglio che tu ti concentri su quella sensazione fisica. A volte quando sperimentiamo una sensazione fisica come tensione o dolore cervicale che non ci piace, proviamo a spegnerla, a distrarci da essa. Ma questa volta, per ora, voglio che tu provi a fare esattamente il contrario. Voglio che tu respiri in quella sensazione fisica, ovunque sia, qualsiasi cosa si provi. Dai un po' di respiro, dai un po' d'aria, dai un po' di spazio. Concentrati in quella sensazione fisica e guardala. Stai solo osservando quella sensazione. Non stai cercando di fargli niente. Non stai reagendo. Non stai cercando di sbarazzartene. Non stai cercando di fermarla o cambiarla. Stai solo familiarizzando con essa. La stai esplorando con curiosità.
Adesso ispira e fai attenzione a questa sensazione fisica. Nota solo: è piacevole? È spiacevole? Non è importante se è piacevole o spiacevole. Adesso stai solo raccogliendo informazioni. Una non è migliore dell'altra. Stai solo osservando. E nota adesso se la sensazione si è diffusa o focalizzata solo su un punto specifico. Ora voglio che tu ti concentra solo su questa sensazione, come se fossi un membro del pubblico ad uno spettacolo teatrale o un escursionista che guarda le montagne all'orizzonte. Quindi non stai giudicando ciò che stai vedendo, la stai solo osservando. Stai solo guardandola con curiosità, con interesse. La stai solo notando. Questa sensazione è solo una sensazione, non è pericolosa, è sicura. Ciò che stai provando in questo momento è sicuro. Non stai cercando di sbarazzartene o di cambiarla. La stai solo guardando. La stai solo iniziando a conoscere. Ora, mentre che sei qui seduto a notarla, come la senti? Senti forse un formicolio? Senti che punge? Senti tensione? O la sensazione è leggera? Senti calore o freddo? Pensa ad altre parole che puoi usare per descrivere questa sensazione, senza giudicarla. Stai solo raccogliendo informazioni, stai solo notando. Stai solo valutando. Stai prestando attenzione a che cosa sta succedendo. Sapendo che qualsiasi cosa succeda va bene. Essa diventa più forte o svanisce. La sensazione si muove o cambia nel modo in cui la senti? Magari rimane esattamente la stessa. Nessuna qualità è meglio di un'altra. Stai solo raccogliendo informazioni. Sappi che mentre presti attenzione a questa sensazione, stai in realtà comunicando al tuo cervello che la sensazione è sicura. Proprio ora, in questo momento, stai sviluppando nuovi percorsi neuronali, nuovi schemi del tuo cervello.
Questi schemi stanno insegnando al tuo cervello un nuovo modo di prestare attenzione a queste sensazioni fisiche. Un nuovo modo senza paura, senza giudizio, senza obiettivi. Stai solo guardando, stai solo notando, stai prendendo tutto quello che arriva. Inspira in questa sensazione. E nota cosa succede. Se si intensifica è ok. Seguila solamente. Se svanisce va bene lo stesso. Continua a seguirla. La stai solo imparando a conoscere. Non importa cosa succede. Stai solo rafforzando quei muscoli cerebrali. Stai imparando a prendere attenzione. È come se stessi guardando le nuvole che passano e osservando le forme che creano. Stai solo guardando, solo osservando. Sappi che facendo questo stai comunicando un messaggio potente al tuo corpo e al tuo cervello, che queste sensazioni sono al sicuro. Questo potente messaggio sta cambiando i percorsi neuronali del tuo cervello, gli schemi del tuo cervello, così che lui sappia come rispondere in modo diverso a queste sensazioni in futuro. Prenditi ancora un paio di momenti per respirare. Tra un momento ti farò aprire gli occhi, ma prima di farlo fai ancora un paio di respiri per radicarti. Fai un respiro ed espira lentamente. Senti le sensazioni del respiro che entra e esce. Un altro respiro ed espira lentamente. Quando sei pronto, apri gli occhi e interrompi l'esercizio.